È in arrivo una boccata d'ossigeno per l'edilizia, uno dei settori più penalizzati dalla crisi. La conferma della legge di stabilità degli incentivi per ristrutturazioni e per il risparmio energetico offre nuove opportunità alle famiglie per mettere in cantiere interventi che migliorino il patrimonio residenziale della regione. Oltre il 10% è in pessime condizioni. Angelo Pangrazio. In Veneto sono oltre 133.000 gli edifici residenziali che versano in condizioni mediocri o pessime. Il 95% è stato costruito prima del 1981. Dai dati Istat elaborati da Confartigianato emerge che si tratta del 12,6% del patrimonio immobiliare residenziale: case unifamiliari, ville e villette, case a schiera, palazzine e condomini. Proprio Confartigianato sottolinea che la legge di stabilità 2016, prorogando la detrazione al 50% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e al 65% sulle spese per la riqualificazione energetica degli immobili, offre nuove opportunità alle famiglie per apportare migliorie delle abitazioni. In questi anni molte nostre imprese hanno lavorato proprio grazie a queste agevolazioni che lo Stato dà alle famiglie proprio nel campo della riqualificazione e della ristrutturazione delle proprie abitazioni. Le cattive condizioni delle abitazioni, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, contribuiscono a gonfiare la bolletta energetica. Infatti è il comparto residenziale a determinare la maggior parte dei consumi di energia col 28,8%, più di quanto assorbano i trasporti su strada 27,7% e l'industria 22,7%. Avere una microclimatizzazione migliore all'interno del proprio appartamento, così anche condizioni acustiche migliori, giova a tutti quanti.